Bentrovati da Alessandro Bonfanti ancora una volta dal Parco dell'Isonzo, zona Campagnuzza Sant'Andrea, per quanto riguarda Isonzo News. Oggi abbiamo tanti argomenti e ne abbiamo scelto uno, anche se è una piccola ripetizione, perché abbiamo la conferenza stampa della Croce Rossa, la presentazione del fine lavori dell'ultima serie di Matteo Leotto e altre cose ancora, ma abbiamo voluto vedere in questi momenti di COP27 per quanto riguarda l'ambiente, riproponiamo in maniera un po' più estesa l'intervista che abbiamo fatto, o meglio, c'è stato un incontro a Villa Russiz tra l'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli e l'altro Carlo, che è un Carlo che ha, come possiamo dire, fondato Slow Food Carlin Petrini per quanto riguarda questa intervista, che è stata fatta dopo un dibattito tenuto nel giardino dell'azienda di Villa Russiz. Abbiamo sentito due voci per quanto riguarda l'ambiente, il futuro e i giovani, e vi vogliamo riproporre anche degli interventi piuttosto pepati di Carlin Petrini e quindi Carlo più Carlo a Villa Russiz per quanto riguarda l'ambiente. E naturalmente abbiamo anche le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Noi ci vediamo dopo. Sarebbe ora che ci diamo una sveglia tutti quanti assieme. Lo spreco alimentare è di proporzioni bibliche, di proporzioni inimmaginabili. Noi in questo momento stiamo producendo cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 7 miliardi e 800 milioni, ergo 34% di quello che produciamo viene buttato via. Non di quello che potremmo produrre, che produciamo. E sto parlando di milioni di tonnellate di cibo edibile, mangiabile, che viene buttato via. Milioni di tonnellate. Carlo Petrini, Carlin Petrini, oggi l'abbiamo vista da profeta, nel senso ha lanciato l'ennesimo allarme. Perché? Ma questi allarmi non è che li lancio io, è nella natura delle cose. Quello che sta avvenendo dovrebbero mettere tutti in allarme, e quello che purtroppo non avviene è una mobilitazione di massa che consenta di cambiare i parametri attraverso i quali il clima cambia, la realtà dell'ambiente viene distrutta, i nostri mari diventano sempre più poveri e la fertilità dei suoli viene minacciata, quindi è necessario correre ai ripari. Siccome non è la prima volta, ma siamo così poco intelligenti o qualcuno porta avanti una politica del genere? Non siamo ancora perfettamente consapevoli del cambio che dobbiamo attuare. Questo è quello che ci aspetta. Ecco, leggendo e rileggendo l'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente, la Laudato Si, un paese, una realtà, che può rappresentare la massima negatività, pur con tutto l'affetto e il rispetto, è proprio Haiti.
no? Io sono stato lì ancora più di 10 anni fa, è il paese davvero più povero che abbia mai visto e anche più violento, no? Adesso non entro troppo nei dettagli, ma mi ha colpito per esempio che il missionario che mi accompagnava diceva: Carlo, prova a guardare, dice, qui le mucche non fanno il latte, le galline non fanno le uova e le pecore non c'hanno la lana. Cioè, per dire, no? E vedere questo paese bellissimo, poi tra l'altro andandoci per un problema di ritardi di aerei, insomma ci abbiamo impiegato 3 giorni, passando anche da isole bellissime, Martinica, Guadalupe, cose fantastiche. Anche Haiti potrebbe essere così. Invece c'è una povertà con questa gente che brucia i boschi perché vive facendo il carbone di legna, no? Tra l'altro ho passato con diciamo il viaggio aereo più pericoloso della mia vita, perché era un aeroplanino, no, che andava. Vedi, passano gli uragani che distruggono tutto e questa gente è davvero poverissima. E questo ha fatto venire in mente come in realtà tutto si tiene, cioè la cura dell'ambiente, la cura del vivere bene, no, nei borghi, la cura dei giovani, la cura anche dei poveri, no? Non so se avete mai notato, ma io sono anche presidente di Caritas Italiana, ho provato a leggere sotto il profilo di Caritas la Laudato Si, almeno 60 volte vengono nominati i poveri o la povertà. Cioè, per dire che il non rispetto per l'ambiente, il non gestire bene quella casa che tutti di cui dobbiamo avere cura, certo rovina anche i ricchi, anche chi sta bene, come possiamo essere noi, ma rovina anzitutto i poveri, no? Signor Redaelli, un dialogo con Carlin Petrini per quanto riguarda i tempi di adesso, per quanto riguarda l'agricoltura, la vita di adesso e i giovani. Cosa si trae da certe conclusioni anche con un pubblico selezionato come questo? Ma che bisogna lavorare parecchio su questo mondo in difficoltà, ma che anche dà speranza. Questa sensibilità per esempio all'ambiente che hanno i ragazzi, che hanno i giovani, questa attenzione al desiderio anche di una vita diversa, più sostenibile nel senso più comunitaria, che sappia rivalutare anche le tradizioni anche dei nostri paesi, anche i piccoli borghi, sappia rivalutare anche le produzioni agricole più vicine a casa. È tutta una realtà che esige molto impegno, esige anche tempo lungo, ma va un po' in quell'ottica che ci insegna Papa Francesco, dove la cura dell'ambiente va insieme alla cura della fraternità e alla cura della pace. Lei ha sottolineato i giovani che sono bravi. Qualcuno non li vede bravi? Ma tante volte i giovani vengono visti più sugli aspetti più superficiali, no? Questi ragazzini sempre attaccati al telefonino, ai faccini, ai messaggini o altro. In realtà quando si dà loro l'occasione di scrivere, come capita anche a me, sono ragazzi che hanno una profondità, che hanno un desiderio di qualcosa di bello, che sono anche preoccupati, seriamente preoccupati per la pandemia, per la guerra, per l'ambiente, però hanno voglia anche di investire qualcosa sul futuro. Penso che spetti a noi, compreso anche a chi ha possibilità anche economiche, offrire loro anche dei percorsi realistici. Noi oggi abbiamo organizzato questo incontro perché è iniziato stamattina presto l'assemblea generale dei soci di Filiera Futura e mi si chiederà cos'è Filiera Futura. Filiera Futura è un'associazione con l'Università di Pollenzo, l'Università di Udine, Coldiretti e Confartigianato Nazionali e insieme vogliamo sviluppare iniziative e dare supporto un po' a tutte le progettualità che attengono alla rigenerazione e riqualificazione ambientale, soprattutto partendo dal valore della terra. L'agricoltura è un problema della riqualificazione anche agroalimentare complessivamente, quindi si stanno sviluppando progetti da inserire e sviluppare nei territori con le università, col mondo economico, proprio in questa direzione, migliorare la fruizione dell'agricoltura e del mondo agricolo, per cui Villa Russi diventa secondo me proprio il simbolo di un vivere la natura anche in un modo veramente rispettoso. Oggi si dice ecologico green, ma qui è tradizione, no? E per di più si tratta di una eccellenza inserita in comunità vive e pensanti. Ecco, abbiamo sentito Carlo Petrini, l'arcivescovo, che ci hanno parlato del valore della terra, ci hanno richiamato anche le responsabilità che la gente della mia generazione ha nei confronti dei giovani, perché abbiamo un ambiente che mi pare sia sotto gli occhi di tutti, oggi mostra tutta la crisi, la rottura ormai determinata dall'inquinamento, dall'uso sbagliato che è stato fatto delle risorse. No? Quindi bisogna ripensare complessivamente alle responsabilità che abbiamo, tentare di correggere per tempo le nostre abitudini
complessive, a partire da quelle alimentari, e vedere di riuscire a correggere questa china veramente pericolosa, in modo da consentire alle nuove generazioni di vivere un ambiente migliore rispetto a quello che avranno se non si interviene immediatamente con dei correttivi importanti. E il dramma che noi oggi abbiamo è: i tempi per il cambiamento sono compatibili con i tempi del disastro annunciato? Questo è il grande punto interrogativo che abbiamo tutti davanti. Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia prima della fine del mondo. Quindi una delle 3 cose va assolutamente fatta, mi raccomando, una delle 3 cose bisogna assolutamente farla. Questa è la nostra scaletta di questa settimana. La prima cosa da fare per questa domenica è andare a Gorizia Comico Baby 2022-2023, Muzzacato Parizza, il gattino che nascondeva le pantofole, come vedete dal sito di Promoturismo FVG. Andiamo a vedere la scheda di Promoturismo FVG domenica 13 novembre alle ore 11 a Gorizia presso il Kulturnidom Gorizia di via Bras 20. Per quanto riguarda qualche altra informazione c'è un sito www.kulturnidom.it. Andiamo a vedere la descrizione. 10ª edizione della rassegna teatrale per bambini Comico Baby, rivolta alle famiglie attraverso un linguaggio semplice ma allo stesso tempo ricco di fantasia e di significati come buoni sentimenti, insegnamenti e valori. Per informazioni abbiamo organizzato da Kulturnidom il telefono 0481 33288, oppure c'è una mail info@kulturnidom.it. La seconda cosa da fare: andiamo a Monfalcone, musica in scena, quintetto virtuoso, con la foto di questo quintetto. Per quel che riguarda la scheda di Promoturismo FVG siamo a Monfalcone, Teatro Comunale di Monfalcone in Corso del Popolo 20 alle ore 11. Il biglietto di entrata è di 2 euro. Descrizione: Sara Schisa, Teodora Calizzani, Egen Eren, Alice Romano e Andrea Virtuoso sono il quintetto virtuoso. Per informazioni biglietteria.teatro@comunedimonfalcone.go.it, organizzato da Teatro Comunale di Monfalcone e Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. La terza cosa da fare, visto che è il 12, c'è anche la festa, la sagra di San Martino. In questo momento siamo a Cormons. Eccola qua, festa di San Martino, musica, castagna e ribolla, specialità dolci salate con castagne, zucca e miele e tanta allegria. Questa è la scheda di Promoturismo FVG, ripeto, siamo a Cormons, piazza 24 maggio, dalle ore 11 in poi per questa domenica 13 novembre. E mi pare che per oggi non abbiamo altro, no, abbiamo finito. Vi ricordiamo che abbiamo la pagina Facebook, come potete vedere qua sopra, che vede tutte le puntate registrate in questa pagina Facebook, quindi se vi siete persi qualcosa potete andare a rivedere quello che vi manca, prendervi l'appunto, e se magari passate da quelle parti e ci lasciate un like ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto per oggi per quanto ci riguarda, per quanto riguarda questa rubrica delle 3 cose da fare. Noi come al solito vi diamo appuntamento alla settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!